20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta ancora su Antenna 3, Difesa by Night. Il titolo che abbiamo scelto questa sera è provocatorio, chiaramente su quel punto per il quale tutti stanno dibattendo, chiaramente, anche se ci sono poi diverse sfumature in materia di legittima difesa. Saluto e ringrazio subito Graziano Stacchio, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. E al mio fianco c'è anche Robertino Zancan, buonasera, ben trovato. Buonasera a lei. Buonasera a tutti. Chiaramente ormai non avete più bisogno di presentazioni, come si dice in questi casi. Io ho visto e letto già anche in questi giorni alcuni commenti da parte vostra, soprattutto da parte sua, Stacchio, di questa legge. Un passo in avanti, ma c'è molto, i ladri non hanno orari, lei ha detto, no? Su questo. Sì, intanto vorrei chiedermi prima un commento, poi ovviamente vediamo anche altri punti insieme. Sì, diciamo che sono venute fuori delle barzellette su questo proposta di legge, che non è bello perché è una cosa molto delicata. Sono morte delle persone, ci sono cose e eventi di questi ultimi 2 anni della mia vicenda che mi lasciano sgomento. Cioè le ha dato fastidio anche tutta questa ironia attraverso i social? Non è bello questo, perché effettivamente bisogna dire le cose come stanno. Questa legge che è stata proposta, che praticamente non è altro, che andrebbe che bene, ma non è altro che l'inizio praticamente di completare la legge che ce l'hanno in Germania, in Francia praticamente. Cosa succede? Che questo praticamente forte turbamento psicologico, come è stato definito, non è altro che praticamente l'inizio di una legge tedesca che prevede che quando uno entra in casa, viola un domicilio, non ha nessun diritto in sostanza, perché se poi prosegue questa legge e viene adottata anche in Italia, non parla il risarcimento, non esiste, che è una bufala, è una cosa assurda, indegna, perché noi in Italia abbiamo l'autority per il detenuto e non abbiamo neanche l'autority per le vittime della violenza. Ma dove sta questo? Almeno c'è un'associazione, no? C'è un'associazione che sta partendo, sì. È un osservatorio per le vittime della violenza, per il sostegno delle vittime della violenza. E praticamente verrà fatto lo statuto e anche verrà recepito fra non molto. Ma diciamo è solo l'inizio, perché l'Italia queste cose non le ha mai recepite. Diciamocelo francamente, la CEE già dal 2004 prevede che ci sia un fondo per le vittime della violenza. Sente, è vero che lei ha tutt'oggi ancora incubi durante la notte? Le capita? Guardi, io le faccio una confidenza. Ieri sera mi sono soffermato con Franco Biro e il tabaccaio di Civeri Correzzola, che ci siamo lasciati alle 11:30 della sera. Non eravamo in grado di staccarsi, perché è come dire adesso andiamo a casa e ci troviamo il vuoto, ci facciamo forza l'un l'altro. Non avevate paura della delinquenza, cioè avevate bisogno di un sostegno? Abbiamo bisogno di non sentirsi soli, perché in questo momento praticamente lo Stato non c'è, ma non perché lo dico io, per carità, lo Stato non c'è. Perché lo dicono anche autorità in materia. Pensa al giudice Mascolo qui a Treviso, per esempio. Anche lui io condivido pienamente, perché poi lui dice solo la verità, ma non andiamo, cioè praticamente non andiamo a parlare. Quindi vi fate compagnia, vi date sostegno tra di voi, tra le vittime. Ci siamo accorti che alla fine, andiamo a casa, va, per carità, perché effettivamente noi ci avevamo lasciati trasportare da questo incubo che non ci lascia più. E guardi che io non ho fatto niente di male, sa, perché la mia coscienza è a posto, ma a posto veramente, perché io ho fatto quello che ho fatto, io non mi sono mai ritenuto un eroe, ma c'era come fosse mia figlia e non ho mai sparato per uccidere. Loro sì, mascherati come erano, e sparavano a altezza zero con proiettili parabellum che riescono a colpire una persona e ucciderla a 1000 metri. E non si rendono conto quanto grave che sia praticamente usare le armi. Non conoscono le armi quella gente lì, ci scherzano sopra. Per essere conoscitori di un'arma bisogna sapere la pericolosità che ha un'arma, ma quelli lì lasciamo perdere, perché è assurdo, insomma. Zancan, lei un giudizio su questa legge? Poi vi faccio ascoltare una cosa, un dettaglio che abbiamo scoperto nelle ultime ore. Guardi,
Ne avrei tanti giudizi, però guarda, il primo che mi passa per la testa è che è stato fatto da dei dementi, perché non è possibile una cosa del genere. Non è possibile. Come si fa a dire che la legittima difesa si può attuare solo di notte e durante il giorno no? O c'è sempre o non c'è mai? Per ironizzare un attimo, no? Per me è una sorta di calendario venatorio. Cioè, il calendario della caccia, dall'alba al tramonto si può andare a prede e a sparare e alla notte no. All'incontrario hanno fatto la stessa identica cosa. Dice dove le prede di fatto però sono le persone che subiscono il colpo. Entrambi? Entrambi. Ma quello che perché dico, ma è un passo in avanti è stato fatto, no, ne abbiamo fatto 10 indietro e le spiego anche perché non è possibile che comunque, anche se tu ti puoi difendere di notte, che è una cosa fittizia quello che hanno fatto, perché è inutile stare qua a girarci attorno, ma deve essere regolata e gestita sempre da un magistrato, cioè, perché deve capire quanto turbamento grave hai avuto. Quindi giudizio soggettivo della magistratura. Allora guardi, solo chi ha provato e si è trovato in certe situazioni può capire. Non c'è un parametro, non c'è un sistema di misura per poter misurare quanto tu sei stato turbato. Perché io ricordo a chiunque che soltanto, e penso sia capitato a tutti nella vita che qualche tuo amico, qualche tuo conoscente ti abbia fatto uno scherzo, già lì prendi uno spauracchio che metà basta. Figuriamoci quando ti capita veramente una cosa del genere, e io ne so qualcosa. Dunque dico, è una presa in giro non voglio usare altri termini, no, perché non voglio essere volgare. È una presa in giro, perché non è possibile una cosa del genere. Io quando sono dentro casa mia, dentro la mia proprietà e dentro qualcuno che io non ho invitato e sappiamo che intenzioni hanno, io mi devo difendere e non devo essere indagato se l'ho fatto. Questo è il problema che si devono mettere in testa. Perché devo essere indagato, o qualcuno che si difende deve essere indagato per omicidio volontario, per eccesso colposo di legittima difesa? Cioè, fanno prima a dire quello è un suicida perché se l'è cercata. Quello è un suicida, punto. Dopo, nessuno vieta che i giudici devono fare il loro lavoro e fare l'indagine, no, a tutela di tutti, per carità di Dio, no? Certo. Cioè, perché io se ce l'ho col mio vicino di casa, lo spingo dentro casa mia. Posso fingere che sia entrato senza che io lo volessi? Certo. Nessuno ha mai detto di vietare l'indagine deve esserci sacrosanta, per carità di Dio. Sì. Però quel giorno che e deve essere anche una cosa rapida, perché è una gogna che hai sul collo, sulle spalle, che non la auguro a nessuno. Beh, vi racconto che cosa almeno ci è capitato di incontrare, di devono sentire essere veloci in questi queste cose, giorni. devono essere veloci. Intanto vorrei che sentissimo insieme il servizio che abbiamo preparato questa sera per il telegiornale di Treviso, perché c'è un dettaglio che fa discutere nelle pieghe del testo, così come l'abbiamo definito, e poi quello che ci hanno raccontato gli estensori di questa legge, che forse dà una visione differente di quella che in maniera polemica abbiamo sentito in questi giorni. Vediamo il servizio intanto. 300.000 euro stanziati dal governo a copertura delle spese legali di cittadini coinvolti in pesanti cause sulla legittima difesa. Considerando come in Italia processi pendenti simili a quelli del tabaccaio Franco Birolo o del benzinaio Graziano Stacchio siano circa 130, lo Stato interverrebbe con poco più di 2.300 euro ciascuno. È una delle novità contenute tra le pieghe del contestato testo appena approvato alla Camera. Oltre alla difesa by night, è diventato comprensibilmente obiettivo delle proteste delle opposizioni. Intanto è corsa la sicurezza personale, se non con l'armamento almeno con il rinforzo dei sistemi di sicurezza. Ne è una testimonianza il rimborso per le spese di videosorveglianza finanziate al 100% dalla precedente stabilità. I clienti arrivano da noi molto spesso spaventati perché i furti non avvengono più solo di notte, ma anche durante il giorno, quindi anche alla pausa pranzo piuttosto che alla cena, quindi dobbiamo fornire dei serramenti
quindi assolutamente sicuri e che diano sicurezza tutto il giorno. Così l'imprenditore Longato, oggi ospite di Ore 13, subissato in azienda da richieste di serramenti rinforzati. Considerando poi le statistiche che danno come la durata dei tentativi di intrusione per i ladri sia al massimo tra i 30 secondi e i 2 minuti, se un deterrente efficace li porta a desistere. Dati alla mano, i furti avvengono spesso anche quando le persone sono all'interno della propria abitazione, quindi sì, i danni se sono fuori casa, però il danno anche morale, lo shock che si ha quando si vede entrare qualcuno che non è invitato è molto pesante da smaltire. Allora, intanto ho visto Graziano Stocchi e Robertino Zancan reagire a questo servizio, per forza, arrabbiati per quella cifra di 300.000 euro che il governo avrebbe stanziato, così come ha fatto altre volte, per intervenire come nei casi, insomma, di un processo, ovviamente per le vittime del furto o dell'episodio criminoso. Lei cosa dice? Rideva. Sì, poco fa rideva. Sì, guardi, prima mi sono trattenuto male, è una presa per il culo, mi scusi, perché non è possibile, dai, non è possibile. Io e Graziano sappiamo cosa ci è costata la nostra storia e che è durata solo 1 anno e mezzo, perché ricordo che è durata solo 1 anno e mezzo. Franco Birolo è durata 5 anni. Sì. Ha dovuto andare in appello, ma lei sa cosa vuol dire fare perizie su perizie, appello e quant'altro? Minimo sono tutte cifre da 10.000 euro in su. Cioè, hanno disposto 300.000 euro e quanti pensano di accontentarne, quanti pensano di soddisfarne? A 2.000 e rotti euro, ma non è neanche la fattura da conto che ti fa un avvocato con quei soldi lì. Credetemi, non è neanche la fattura da conto perché pretendono di più. Cioè è una presa in giro totale, non si va da nessuna parte, non è possibile. Cosa dice Stacchio lei? Ma guardi, nel mio caso io ci rido sopra perché io ho rifiutato anche una cosa strana, no? Che io venga indennizzato dai delinquenti per l'eccesso, cioè praticamente dall'eccesso di legittima difesa che ero stato, e si è ribaltata la cosa perché è stato dimostrato che quello che mi ha sparato è stato condannato e al risarcimento anche per tentato omicidio. E mi ha offerto una certa cifra che potrebbe essere grande o piccola, non importa, io non li voglio quei soldi. Per me non è neanche una questione di denaro, perché il governo si deve vergognare di fare una proposta così. Io non ne faccio una questione di denaro per me, ma quel poveraccio che è stato bruciato dall'acido alla faccia, che deve curarsi a proprie spese perché non ha niente dallo Stato, non ha niente di suo poverino perché non ha possibilità economiche, non ha niente dei delinquenti che l'hanno ridotto così, e lui deve fare la questua, l'elemosina per curarsi e deve curarsi per forza perché sta perdendo la vista, non so quanti interventi che dovrà subire. Allora io che sono stato anche praticamente fortunato in questa vicenda, io non voglio passare per carità per protagonista e l'eroe dei 2 mondi, perché io l'ho provato e so cosa significa soffrire e dover anche praticamente essere oggetto prima e poi anche deriso sulla faccia. Ma porca miseria, è grave perché lì ci sono persone che hanno lasciato la vita e hanno lasciato i loro familiari nei pasticci con le attività. Un mio collega benzinaio ha lasciato una vedova e il macellaio che è morto praticamente con la bottiglia, sua moglie ha dovuto assumere una persona per poter mandare avanti l'attività. E quando praticamente c'è una rapina ti spogliano dei tuoi beni e l'assicurazione a volte non ti copre, perché non c'è neanche l'assicurazione che ti copre certi furti, perché io l'ho provato perché mi hanno rubato una macchina di un cliente, ma non c'è l'assicurazione che ti copre quelle spese lì. Non so qualcosa. E allora vede che noi navighiamo sempre nell'ipocrisia, ecco, non le prendiamo mai sul serio queste cose, ma è dal 2004 che la Comunità Europea, la CE, finanzia per le vittime della violenza
aveva già dichiarato di voler rinunciare all'indennizzo. Io, no? io per me sono soldi sporchi, io non li voglio. Tanto non li prenderemo mai. Vabbè, ma però io non li voglio. Perché non ce li daranno mai. Ma comunque... È stato condannato oltre a 9 anni, 10 mesi di carcere, che adesso vorrei proprio vedere quanti ne fa. Sì, appunto. È stato condannato a indennizziare anche una somma risarcitoria sia nei confronti di Graziano che nei confronti miei, però certo. Ha già capito. Dunque, vi faccio... Allora, adesso ci fermiamo per un minuto, poi vi racconto quello che gli estensori di questa legge ci hanno spiegato di un dettaglio. Vediamo che cosa ne pensate. A tra poco. Ce l'ho preso. 20:10 ancora in diretta all'attualità con la difesa by night. Poco fa abbiamo sentito l'imprenditore seramentista Riccardo Longato raccontare come molti, se non scelgono, poi sentiremo anche gli ospiti per fortuna o meno, insomma, di prendere un'arma in caso nella propria attività, tanti invece cercano un rinforzo per la propria abitazione, per appunto la stessa attività commerciale, con sistemi di videosorveglianza, serramenti più solidi. Quello che ci ha raccontato un estensore di questa legge, un principe del foro triestino, così come si definisce, è che di fatto non cambia nulla la legge sulla legittima difesa che fino ad adesso c'era, semplicemente si estende alle attività commerciali, includendo appunto anche queste per gli orari notturni, no? Quindi per chi dovesse essere all'interno, molti che dormono poi tra l'altro oltre a lavorare di notte. Cosa dice? Cioè riguarda proprio il caso, insomma, di tanti che possono avere un episodio del genere. Estende. Per me non hanno esteso un bel niente, perché se c'è sempre la discrezione di un magistrato dopo, come ripeto per l'ennesima volta, e qua voglio soffermarmi, che dopo deve decidere quanto è stato grave il turbamento che tu hai subito, non si va da nessunissima parte. Come fanno? Io adesso vorrei, no? Dopo farò anche una battuta che sembra anche ridicola, no? Cioè, o si sono inventati il turbitometro, che è un sistema di misurazione di quanto sei stato turbato, no? Ma non esiste, lo sappiamo che è una stupidaggine, certo. No? Se no, io vorrei capire come fanno a calcolare, non so neanche che termine usare, a pesare, a misurare cosa. Cioè, capisce che è una presa in giro totale, perché allora tu dovresti dire, qua servono leggi serie, no? C'è poco da fare, e che parlano chiaro, che non devono avere libera interpretazione di nessuno. Una legge deve essere così, almeno in giro per il mondo funziona così. Sei entrato dentro casa per rubare, per rapinare, per fare sequestro, cioè per fare tutte le porcate che loro fanno, perché abbiamo visto anche gli anziani come li conciano, come li trattano, sì. Ok, no? Perché la violenza che stanno usando adesso 20-30 anni fa non esisteva, no? Dunque sono accaniti da questo, e dovrebbero essere anche puniti molto di più solo per questo fatto qua. Hai deciso di diventare delinquente, beh, intanto hai perso tutti i tuoi diritti, ok? Indennizzi a te se vieni ferito o morto, cioè non se ne parla proprio, cioè deve essere cancellato tutto questo. È inutile che lo dicono ma dopo non lo fanno, sì. Capisce? Muori perché dopo, attenzione lì, non è che sempre il delinquente muore, cioè ci sono anche tante persone innocenti che muoiono sotto le mani di questi farabutti qua. Dunque è sempre una partita che si gioca lì in giro di frazioni di secondo. Cioè quello che ha detto Graziano prima, usare le armi non è mica semplice, cioè non è che uno ce l'ha in casa, t'attacca, ha risolto il problema, no, potrebbe anche diventare se faccio passo indietro su quello che mi è successo a me, quella notte quando sono stato sequestrato dentro casa, che ero disarmato. Quando avete subito una rapina, no? Sì, un sequestro dentro casa, il periodo dei rapini in villa, anche qua sul Trevisano, sappiamo, Gorgo e Monticano cosa hanno fatto, esatto. A distanza di una decina di giorni dall'una dall'altra. Io sono stato disarmato 3 settimane prima perché di notte mi sono accorto che c'erano 3 individui e non ho esitato a sparare, perché se non lo facevo la mia paura era che mi entrassero in casa. Moglie, figli, tutto quanto. Quindi le hanno sottratto le armi? Sì, arrivano i carabinieri e dico, ma ci sono segni di effrazione, mi dia l'arma, sequestrato, avviso di garanzia, un casino. Ok, ho dovuto trovarmi un penalista che mi difenda tutto quanto. Dunque tutti sapevano che io ero disarmato. Cioè, per forza non ci sono segni di effrazione, li ho fermati prima,
Cioè, ho avuto almeno il tempo di fermarli prima. Quindi era un sopralluogo, diciamo, quello, forse Bravissimo, era tentativo. Bravissimo, no? bravissimo. 3 settimane dopo capita quello che capita. Cioè io penso, se quella sera avessi avuto l'arma con me, no? Che di solito me la portavo sempre appresso, non so cosa poteva succedere, perché erano in 4, io ero da solo. Avrebbe sparato al massimo colpendone uno, ma poi... Sì, ma ce n'erano 3 che avevano un'arma in mano, uno aveva un cacciavite che magari poca paura fa, capito? No, però abbiamo visto quello che può succedere con il Capisce? giovane ferito Non all'ombra. è così semplice, perché lì scatta una sorta di tra paura e adrenalina che hai dentro, cioè è una morsa che ti blocca tutto quanto, ti si ghiaccia il sangue e dopo la prima, dopo la seconda, dopo la terza hai cominciato a autoregolarti, ma non è semplice, Volevo chiedere la vostra opinione, Dica. che non è facile, chiaro, però negli ultimi giorni abbiamo raccontato di tante altre storie, voi avete sentito vicende simili alla vostra, Molte. credo ormai negli ultimi anni, quindi ne avrete raccolte tantissime, alcune le avete ascoltate a Verona, no? Certo. In quella manifestazione. È un caso molto diverso, quello della guardia giurata padovana, Massimo Zenna. Guardi, che ha sparato... io sono praticamente semplice e chiaro su queste cose. Lui è a tutti gli effetti un rappresentante della sicurezza, che sia un carabiniere, un finanziere, un guardia giurata o un carabiniere, è sempre un rappresentante della legge. E niente, ha giurato e sul lavoro che fa, e io lo capisco perché anch'io ho giurato sulla bandiera, sulla fedeltà e per proteggere le persone a suo tempo quando ho fatto il militare, e per me è una cosa sacra. Io ho 50 anni che uso le armi e so quanto pericolose sono, e io non consiglio a nessuno di usare le armi per difendersi, perché deve essere lo Stato che ti difende. Sì, e le pene certe ma nel devono frattempo essere pene cosa certe. fai? E quella è la vergogna nazionale, perché da noi c'è l'importazione della delinquenza per queste cose, perché oltre che a non esserci le pene certe, li gratifichiamo anche con i risarcimenti, pensa un po'. Allora io dico questo, questa legge che è stata fatta, io sono solidario al 100% per quella persona lì, perché lui ha fatto solo il suo dovere e aveva intercettato la macchina perché era in contatto con i carabinieri. Ecco, poi sarà la magistratura, per carità, perché faranno loro. Però io la solidarietà gliela do al 100%. Mi soffermo il fatto che del grave turbamento psicologico, così come è fatta la legge nell'arma a doppio taglio, perché se noi la andiamo ad analizzare, scusi, se io sono magistrato e mi trovo di fronte alla persona che ha sparato e che ha ucciso una persona per gravi turbe psicologiche, io dico questo: a lei ha sparato e soffre di turbe psicologiche. Sì, perché devi ammetterlo questo, no? Come e c'è al porto d'armi uno che soffre di turbe psicologiche, va tolto, ma va tolto e va messo al manicomio criminale per 5 anni. Quindi poi si trova scoperto, no? Io voglio che queste turbe psicologiche siano il proseguo della legge tedesca che è inglobata la parola turbe psicologiche, ma però c'è un seguito. Ecco, ma io sono dell'idea che proprio non deve proprio esistere, non deve proprio esistere. Tu ti sei difeso dentro casa tua? Bene, vado a appurare che tu abbia fatto, che sia stata difesa personale. Una volta che ho appurato questo, io non vado a guardare quanto sei stato turbato oppure no, perché è normale che tu sei turbato in una situazione del genere. Tanto o poco che tu lo sia, ma è più tanto che poco, capisce? Ritornando al discorso della guardia, che l'ho sentito anche prima Massimo Zen, perché ci conosciamo. Sì, vi sentite, sì, li conoscevate già prima? Sì, perché ha fatto anche servizio presso la nostra azienda, con l'azienda lì lavoriamo da 30 anni, con Battistolli, esatto. Come sta in questo momento? Lui, Cosa le ha raccontato? Poverino, è anche abbastanza su di morale, perché cerchiamo anche noi di tenerlo su, chi lo conosce, tutto quanto, perché insomma io dico, in fin dei conti tu non hai mica fatto niente di male, hai fatto solo il tuo dovere, non ti sei girato da un'altra parte, e in più hai tirato via dalla società un essere che poteva essere molto nocivo per noi, perché a 36 anni con tutti i precedenti penali che ha e tutto quanto, cioè non è che fosse un esempio di galantuomo, no? E lui cosa ha risposto? E lui ha detto sì, però adesso io sono indagato, cioè, ho problemi perché adesso non posso più lavorare, mi hanno tolto il porto d'armi, cioè, cosa faccio? Io ho una famiglia e tutto quanto, cioè, povero Cristo, lui si preoccupa anche anche se io so che Battistolli ha parlato con me, ha detto io non lo abbandono, anzi cerchiamo di fare tutto il possibile immaginabile anche per le spese legali, insomma ci siamo già parlati, adesso domani gli passerò anche il numero del telefono di uno della controparte
sulla questione dei rilievi balistici, perché hai bisogno di Perito. sì, hai bisogno di uno che Ma dalla vostra affianca. esperienza, diciamo, giudiziaria di questi anni, come interpretate il caso di Massimo Zen? Io lo guardi, semplicemente interpreto che, come diceva Graziano, questa è una divisa, ok? Ha fatto il suo lavoro, ha fatto il suo dovere, non si è girato da un'altra parte, perché uno poteva anche benissimo starne anche fuori da quella situazione lì. I carabinieri li stavano inseguendo e non riuscivano a bloccarli. Lui cosa che ha fatto? Ha messo a repentaglio la propria incolumità. Questi hanno cercato di investirlo, lui ha reagito. Perché deve essere indagato? Cioè, non dico di dargli una medaglia, ma ha fatto il suo dovere, punto, basta. Se no, tirateli via il porto d'armi, tirateli via il distintivo, tirateli via anche la divisa. Cosa serve allora che esistano queste figure, questi personaggi? Chi è poi, ancora lo dico una volta, tra gli estensori della legge, dice però, insomma, signori miei, è chiaro che hanno un calvario giudiziario, però il più di questi casi si risolve a favore di chi ha subito il furto. Questo dicono. Ma non è vero, non è vero, perché ci sono certi casi, sì, ma sono certi casi che abbiamo visto di Graziano che la soluzione, no? Sì, che si sono sviluppati dopo tutto il baccano mediatico che abbiamo fatto. Io vorrei ricordare una cosa, perché cioè, secondo me Birolo sarebbe stato condannato in via definitiva. Guardi, cioè, io non vorrei metterci le mani sul fuoco, ma guardi. L'eco mediatico. Sì, allora. Anche lì perché dicono perché la giustizia ha fatto il suo corso, sono stati rapidi. Io invece voglio precisare una cosa, ma non per prendermi i meriti, non per prendermi i meriti, per carità di Dio, perché io ho altro da fare. Io mi sono affiancato subito a Graziano dalla sera stessa, quando ho visto che hanno guardato i video dei filmati e ho sentito dietro le mie spalle una persona che diceva ma allora si è proprio accucciato, ha preso la mira, ha proprio sparato d'intento, era proprio necessario sparare e uccidere. E io non ci ho più visto, ho detto ma che cazzo sta dicendo? E questo era il PM. Quando mi hanno detto chi era, che non mi ha fatto né caldo né freddo, dentro di me ho detto ecco, ho capito. Adesso qua. Non bisogna lasciarlo da solo. Esattamente, e quello che è stato fatto perché uno che ti salva la vita, perché quando sono arrivato io mi hanno sparato addosso, cioè non è che mi hanno detto no fermo che adesso finiamo, andiamo via. Cioè io li ho affrontati a mani nude. Se non c'era lui dietro di me che li dissuadeva e mi diceva scappa qua, vieni via, proteggiti perché sta venendo verso di noi che qua che là. Cioè non so cosa potesse succedere perché. Quindi secondo lei se non avesse avuto una eco mediatica così non avrebbe avuto questo iter? Diciamo francamente che dalle riprese delle telecamere, dalle testimonianze, dai rilievi che hanno fatto i RIS, è stato appurato che io non ho sparato per difendere la ragazza, difendere la mia proprietà, perché i proiettili attraversavano la mia proprietà, difendere mio figlio, difendere le persone che erano lì e difendere me stesso, perché è un dovere. Porca miseria, è andata come è andata. Se lui era stato ferito nella gamba, però lui se rimaneva lì non succedeva niente, poi è stato abbandonato anche dai suoi. E questo non è bello perché lo trovo disgustoso che possano abbandonare una persona che è ferita. I frangenti però vabbè, pensano alla loro pelle, ma non è giusto queste cose perché si sa la vita è sacra e per carità e non si può. Io non è che sia tanto propenso per le armi perché io sono un cacciatore da 50 anni che ho il porto d'armi e quella sera ho stabilito nella mia mente, nell'azione che stava evolvendo, che non avevo scelte perché quella ragazza lì per me era mia figlia e io potevo prendere la scopa come poteva essere il fucile. Vi chiedo un'altra cosa, in questi anni avete vissuto anche momenti di grande paura, immagino, avete letto e sentito delle minacce nei confronti del ranger che appunto ha sparato, avrebbe sparato uccidendo il giostraio Manuel Maier. Quella paura è mai andata via? No, assolutamente, penso che si farà anche fatica a cancellarla. Comunque noi le minacce le abbiamo ricevute per 2 volte di seguito e il tenore era più o meno quelle che ha ricevuto anche Massimo Zen. Ma secondo voi sono credibili? Beh, nel dubbio certo. io sto molto allertato. Io sono allerta, ho detto è un mio diritto, l'autodifesa è un diritto. La mia porta di casa, come la tua, come la sua, è un limite invalicabile a una certa ora di notte. Certo che sì. E uno si vuole entrare, si prende le sue responsabilità. Di notte, ma anche di giorno, come dicevamo. Beh, anche di giorno, perché 24 ore su 24. Per cui io non mollo la guardia. Quindi non le posso chiedere se è armato ancora? Sì, certo. È armato. Certo. Però io dico che avrei più soddisfazione
che lo Stato desse una risposta, perché questo calvario ha creato dello svuotacarceri, ha creato che ci troviamo 22.000 persone agli arresti domiciliari che devono scontare 3 anni di galera e sono un potenziale crimine. Abbiamo uno che ha ammazzato 2 persone, che impegna 1000 carabinieri per cercare. Igor. Allora, il serbo, sì. Dove andiamo a parare? Allora, devo chiudere purtroppo, io vi ascolterei chiaramente per ore anche per capire un po' cosa pensate di tutto quel che sta succedendo, però non ho potuto fare a meno di notare quella spilla. Questo praticamente è il mio dovere. Dell'ANA ovviamente, l'Associazione Nazionale Alpini, quindi sfilerà nei prossimi giorni? Sì, a Treviso, sì. Sì, io sfilerò senza le medaglie perché io sono un cavaliere ufficiale, ho decorato la valor civile e in passato andavo con il gruppo dei consiglieri della mia provincia e con i sindaci e rappresentavo l'onore degli alpini con le medaglie per loro. Quest'anno io non ci vado perché io ci tengo di più all'onore che alla gloria, e questo lo tengo a precisare. Ci tengo di più all'onore che alla gloria perché è morta una persona e questo mi dispiace, ma è la risposta dello Stato che io non ho. Quindi lei si spoglia di tutti i riconoscimenti, sfila? Sì, perché se mi avessero proposto, tanti mi hanno dipinto come un eroe, ma dell'azione che ho fatto, e soprattutto anche persone della politica attuale che sono al governo, che mi hanno proposto una medaglia. Questa è una provocazione forte però. Sì, perché per me è proprio una provocazione per me, perché in studio addirittura su Quinta Colonna questo è. Io proporrei una Stacchi, no, guardi, non l'accetterai mai. Una medaglia sì. Le hanno proposto? Non l'accetterai cioè lei dice mai. Dallo Stato non l'accetterei mai. Mai. E quindi lei, pluridecorato, sceglierà di sfilare alla Dunata comunque, ma senza tutti i riconoscimenti? Non dovrò neanche a sfilare perché non va? No, io sarò presente, andrò a salutare le autorità lì che ci sono del mio azzurro, ma non dovrò neanche a sfilare. Provocazione molto forte. Grazie a Robertino Zancan e a Graziano Stacchio per essere stati con noi questa sera. Grazie. Non dimenticatevi che l'informazione di Antena 3 prosegue, adesso il telegiornale del Veneto, domani mattina a partire dalle 6:30 la nostra rassegna stampa con la voce del mattino. Grazie, buona serata.